Eccoci qui al punto, ecco Telefriuli con il sindaco, il neosindaco di Codroipo, Guido Nardini. Benvenuto sindaco e complimenti e congratulazioni ancora per il risultato che è stato veramente eclatante. Grazie a voi. Allora, le cose a Codroipo. Si volta la pagina, è cambiata l'aria, insomma, grande soddisfazione senz'altro della coalizione e anche personale del sindaco, no? Certo. Mm. No, io sono particolarmente soddisfatto, Sì. però devo dare atto che questa vittoria è una vittoria di una squadra coesa, compatta, che ha lavorato durante tutta la campagna elettorale, coerente nei suoi comportamenti e vicina alla gente. Noi, forse il valore aggiunto è proprio questo. Noi siamo andati a parlare con la gente, abbiamo ascoltato, abbiamo fatto delle proposte che nel nostro programma sono delineate sostanzialmente in 5 punti, anche se poi è molto più articolato il programma, e siamo stati trasparenti, siamo quello che siamo, nel bene e nel male, anche perché ovviamente, avendo costruito una squadra che è un mix di esperienza e di innovazione, è evidente che dobbiamo fare un percorso insieme, soprattutto ai giovani consiglieri e ai giovani assessori, per farli crescere e per essere poi il futuro di questa comunità, e questa comunità in termini amministrativi. Quindi questo è il primo elemento che abbiamo dichiarato, no? Dopodiché c'è il programma vero e proprio, di cui questa componente però è essenziale, che sono, come abbiamo già detto, la sanità innanzitutto, e per sanità intendiamo la sanità territoriale. Io ho già avuto incontri sia con il commissario dell'ente Moro sia con la responsabile del distretto di Codroipo, per capire il contesto in cui ci muoviamo. Abbiamo delineato alcune esigenze che il territorio ci chiama, quindi la medicina territoriale, la presenza di alcune entità specialistiche presenti sul territorio comunale, un numero di medici di medicina generale adeguato. Sappiamo benissimo che ci sono delle criticità, delle difficoltà, quindi non è che siamo qua a pretendere cose impossibili. Anche all'onore delle cronache, a dire il vero, no? Perché Codroipo è la capitale del Medio Friuli, quindi ha una certa rilevanza anche nel confronto degli altri comuni, no? Certo, perché si parla molto spesso di strutture, no? E allora viene sempre in mente questa cittadella della salute, che concettualmente è bellissima, noi siamo assolutamente d'accordo, però bisogna riempirla di contenuti, bisogna riempirla di qualità, di persone, qualità anche di medicina e di medicina generale. Questo è l'auspicio, e soprattutto è quello di lavorare insieme alle realtà del territorio, alle realtà della sanità locale, e ovviamente insieme anche alla regione, per delineare i contenuti di questa realtà, perché questo territorio ha bisogno di avere alcuni elementi di tranquillità e di sicurezza, soprattutto per le persone Diciamo più sin da deboli. allora che questa è la priorità. Sì. Mm. Questa è una priorità che tutti sanno che la sanità non è un elemento su cui un sindaco può avere particolare influenza, ma sicuramente in termini di dialogo con le strutture e soprattutto con le persone che operano nel territorio, può portare le sue proposte, può farle concretizzare, soprattutto se queste proposte sono realistiche, non sono cose stratosferiche. Sì, sì. Noi ambiamo a questo. Non sarà un percorso facile, non sarà un percorso breve, però va fatto, perché noi continuiamo a sentire, soprattutto da parte delle persone più deboli, molta difficoltà a muoversi in un territorio che ti costringe molto spesso a andare a San Daniele o a Udine, e quindi è evidente che dobbiamo darci una mano in questo senso. Questo per quanto riguarda la sanità. L'altro argomento forte è la scuola. La scuola che è un elemento forte sia in termini strutturali, quindi bisogna che in qualche modo interveniamo in questo senso, e abbiamo un programma ovviamente di attività di questo tipo. Alcune cose erano già state pianificate e iniziate dall'amministrazione precedente, e noi per nostro stile non siamo qui a cancellare quello che è stato fatto, ma a concretizzarlo in particolare. Quello che va bene, quello che va fatto, insomma, ecco. Certo, non abbiamo remore di alcun tipo, tanto punto a prioristiche, quindi su questo siamo assolutamente Una convinti. piccola parentesi.
con il tuo predecessore come stanno le cose? Mi pare che sia stato un fair play, insomma, almeno così Ma leggendo. guarda, allora, primo, non solo nei confronti del mio predecessore, ma anche di tutti i suoi assessori a cui ho chiesto collaborazione, e in questo senso li ringrazio già ufficialmente, perché tutti hanno iniziato a fare i passaggi di consegne ai nuovi assessori, trasferendo quello che era stato fatto, quello che era da completare. Sì, per me è una cosa naturale. Io provengo dall'industria privata, per cui quando una persona deve uscire, quando sono uscito io dall'azienda, ho fatto un passaggio di consegne, in quel caso un po' particolare, durato 6 mesi, non Però, pretendiamo questo in una realtà pubblica, però è importante per dare continuità ad alcune cose che erano già iniziate e per stabilizzarne altre. Quindi è uno stile proprio che ho voluto, non ho dovuto forzare. Devo dire che onestamente hanno tutti risposto, sia l'ex sindaco sia la giunta precedente, continuando a darci una mano in questo senso. questo genera anche fiducia nelle istituzioni, no? Perché i cittadini, vedendo una cosa di questo tipo, vedono che c'è una collaborazione comunque, no? C'è un passaggio di testimone che è giusto, come dici tu, che sia, insomma, ecco. Ma guarda, fa parte del nostro stile. Continueremo così, non abbiamo nessuna remora in questo senso, non guardiamo né i colori né le bandierine, quindi a noi interessa che Codroipo cresca, che migliori, una città dove si potrebbe vivere bene, e quindi noi ambiamo anche a creare un clima in cui tutti collaborano, indipendentemente dal loro ruolo di minoranza o di maggioranza. Mi sembra che la partenza sia stata buona, il primo consiglio comunale ha dato questo indirizzo, io sono molto fiducioso che possa continuare. Questa è una cosa buona perché, insomma, se il clima è questo, vuol dire che farete delle belle cose. Poi c'è sempre il teatro di Villa Manin, che è un punto di riferimento regionale, oserei dire nazionale, è un teatro, insomma, a cielo aperto e non solo, perché, insomma, è sede di manifestazioni veramente importanti, no? E questo senz'altro sarà da rivalorizzare o da rimodulare, insomma. Ma diciamo che noi abbiamo cominciato a rapportarci con chi in questo momento sta gestendo la villa, abbiamo intrapreso una collaborazione fattiva, vorremmo approfondirla ancora di più. Quest'anno ci sono stati degli ottimi sia risultati che delle ottime manifestazioni che si sono appena concluse nell'anfiteatro della villa, con buon successo, e devo dire con onestà anche un buon coordinamento, ognuno nel suo ruolo, chi all'interno della struttura della villa, chi nel momento in cui, faccio l'esempio dell'ultimo concerto di Blanco, in cui avere 12.000 persone che affluiscono e defluiscono da una realtà di questo genere, se ben coordinate come è stato, e qui ringrazio molto sia la prefettura che la questura con cui abbiamo collaborato fattivamente, e ringrazio tutti coloro che hanno collaborato in questa direzione senza quindi incidenti, senza problematiche particolari. La villa è al centro della nostra attenzione e adesso le attività continueranno nel parco, ma non c'è solo la villa, noi abbiamo un territorio molto ricco di luoghi nei quali si può ampliare le conoscenze culturali, che vanno dall'aspetto del Parco delle Risorgive fino al Museo delle Carrozze, che magari sono poco conosciuti, non tanto il Parco delle Risorgive quanto le Carrozze, che potrebbero essere benissimo collegate tra di loro, Sì. e magari in un futuro anche collegate con la futura ciclabile che va da Benzone verso il mare lungo il tagliamento. Ecco, questa ambizione che noi abbiamo è quello di collegare un territorio che non è Codroipo, il territorio è il Medio Friuli, che è un altro dei punti chiave del nostro programma. Che avete anche una responsabilità in più, perché dopo Udine siete la seconda cittadina del Friuli, e comunque sia il Medio Friuli, Codroipo è sempre stato un baricentro importante e anche un punto di riferimento anche politico, insomma, perché quando cambiano le cose Codroipo comincia un po'
per osmosi o per altro, insomma, comincia un po' a modificarsi anche tutto il resto. Ecco, la tua squadra è composta da liste civiche e liste di partito, no? Quindi, insomma, qual è stato il criterio della scelta degli assessori? Perché la squadra, come giustamente dicevi tu, è importante il sindaco, ma è importante una squadra che collabori col sindaco. Ascolta, innanzitutto io ho guardato le persone che sono state elette, ho osservato con attenzione le loro competenze, il risultato elettorale ne ho tenuto ovviamente conto, ma anche le qualità intrinseche delle persone. Oltre alla competenza, certe volte bisogna avere anche molta umiltà nel sapere che non si sa, però si ha un potenziale ricco all'interno che può crescere. Quindi il fatto di affiancare persone che abbiano avuto già esperienze di questo tipo, con persone che invece magari non conoscevano ancora la macchina, come era strutturato un'amministrazione, come era fatta una delibera banalmente, e questo è un mix forte. È un mix, guardate che è il valore aggiunto di questo team, di questo gruppo, perché lavorano insieme senza invidie, senza gelosie, si danno una mano, collaborano con tutti i consiglieri delegati, perché io ho voluto dare una delega a tutti i consiglieri di maggioranza specifica e su questa tutti operano. Guarda, se mantengono lo stile e la forza che stanno dimostrando in questi giorni, io sono sereno e tranquillo perché sono veramente bravissime persone, competenti e che hanno voglia di fare il bene di Codroipo. Bene, mi fa molto piacere perché insomma vuol dire che si dice, no, che chi ben comincia sia a metà dell'opera, per cui insomma io ti auguro ogni bene anche alla tua amministrazione e a tutti i cittadini di Codroipo. Ecco, un evento prossimo, un evento diciamo così dell'estate, oppure un evento insomma che... No, beh, voi sapete che a ottobre ci sarà San Simone, noi siamo già partiti con la programmazione, c'è un assessore delegato specificamente a questo, adesso raccoglieremo anche alcuni spunti di riflessione che ci provengono dalla realtà quotidiana, le pro loco, le associazioni che ci danno sempre una mano. È un tragitto molto breve purtroppo, perché ovviamente ottobre è domani mattina e conseguentemente bisogna partire già preparati. Ci aspettiamo la collaborazione di tutti anche qui. Una cosa devo dire, ho trovato delle persone negli uffici estremamente collaborative. Se non avessimo trovato questo, probabilmente avremmo avuto difficoltà a una partenza rapida. Ora però faccio un appello anche ai cittadini, nel senso che noi siamo attenti e pronti ad ascoltare e dovrebbero darci una mano anche ad aiutarci laddove può fare anche il cittadino e non solo il consigliere comunale. Ma tornando alla domanda, per quanto riguarda gli eventi non sono finiti. Adesso c'è la musica in villa che è distribuita nell'ambito di tutto il PIC, quindi del Medio Friuli, ci sono le serate a Codroipo per quanto riguarda le sere d'estate che vanno avanti fino anche ad agosto, ci sono la musica in villa nel parco della villa con le attività, quindi è abbastanza variegata la possibilità da qui all'autunno per continuare questo tipo di attività, che forse l'unica cosa che dovremmo migliorare è anche un maggior coordinamento, no? Perché si trovano tantissime iniziative che vanno anche al di fuori del nostro ambito, magari di rilievo, e certe volte rischiamo di andare anche in contrapposizione temporale, non di qualità. Bene, bene. Allora mi pare che la chiacchierata è stata proficua. Io ti ringrazio, ti faccio ancora le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro. Naturalmente sempre ospite gradito qui al Punto Terre Friuli. Spero tu tornerai di nuovo. Volentieri, mi fa molto piacere, tra l'altro. Vedremo insomma come va la città di Codroipo. Grazie ancora Sindaco e ancora auguri. Buona giornata a te. Grazie, buona giornata. Salve.